Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto veneziano, suggerito dalla nostra Hildegarda, proprio perché ieri o in questi giorni, a dipendenza di chi vedrà questo video sui vari social, che insomma delle persone che ci seguono, ieri avevamo parlato di un circuito che è anche un quadrante radiostesico, un circuito radionico in un certo senso, per la prosperità, per quelle persone che in un determinato periodo della vita magari stanno anche bene finanziariamente, psicologicamente, fisicamente, in famiglia, tutto, però vogliono mantenere. Oppure chi ha perso qualche, non è sul pezzo, diciamo così, e vuole ritornare sul pezzo, allora potete andare a vedere il video di cui ho parlato di questo circuito o quadrante radiostesico. In realtà è un quadrante radiostesico che fondamentalmente si trasforma in un circuito radionico. E oggi vi presento il nuovo. Il nuovo è questo è orientato alle attività, a chi ha partita IVA, a chi lavora sul campo, a chi è un venditore, insomma, a tutti quelli che hanno un pezzo importante della loro vita da cui dipendono, cioè praticamente non sono dipendenti fissi, ma sono liberi professionisti che possono avere un'attività grande o piccola, non importa. E come è composto questo circuito? Beh, chiaramente targato Magnetro Veneziano sotto suggerimento di Hildegarda. Mi raccomando di ricordarvi che tutti questi spunti sono studiati tramite la radionica, tramite grandi riflessioni di Hildegarda, a cui chiede ai suoi geni e alle sue entità suggerimenti. Suggerimenti è il momento anche giusto di poter divulgare questo materiale che non dico segreto, ma insomma in altri momenti questi circuiti e quadranti radiostesici erano tenuti nascosti. Bene, prima di tutto osserviamo che c'è il Giove che protegge il circuito o quadrante radiostesico o circuito radionico, e il disimpregnatore per togliere tutte le energie negative in cui o per cui potrebbe andare in mano sbagliato questo circuito o magari attirare anche energie nefaste. Quindi questo circuito tramite questo disimpregnatore è salvo e il simbolino di Giove lo carica di energie sicuramente eteriche positive. E in mezzo cosa troviamo? Troviamo il decagono 10 lati, la creazione. Poi nell'altro circuito, in questo, noi abbiamo visto solo un 8 bello grande che serve per la prosperità. Ma visto che noi in questo circuito parliamo di prosperità e, come si dice, evoluzione in senso positivo di attività professionali, è più propenso per quelli che hanno partita IVA o cercano anche lavoro, ma più propenso in quella direzione. Come è fatto? Ci sono 2 8, doppia prosperità e poi un simbolino che rappresenta l'egregore della regina. Perché la regina è una pezzo di scacchi? Perché la regina è il secondo pezzo più importante di una scacchiera, della scacchiera della nostra vita. Ed è spendibile per i bravi giocatori di scacchi, alcune volte diciamo che strategicamente fanno capitolare la regina per poter vincere la partita, oppure la usano per vincere la partita. Quindi la regina ha una egregore fortissima, un'egregore di 6.000 anni, è un simbolo potentissimo negli scacchi, no? Ed è potente come pezzo scacchi, infatti è la seconda più importante nella scacchiera. Quindi l'abbiamo utilizzata per attirare l'egregore positiva delle persone intellettualmente abili a giocare a scacchi, geniali, e quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un mix di forza, di prosperità con il numero 8, uniti alla strategia egregorica del secondo pezzo più importante. Il re non lo potevamo mettere per il semplice fatto che perso lui,
perso lui, persa la partita. Invece la regina è spendibile. E in più, cosa vuol dire questo? Che se qualcuno attiva questo circuito e questo circuito vede che quell'attività è meglio perderla, chiaramente voi la perderete per darvi sicuramente qualcosa di meglio, proprio perché alcune volte alcune attività sono mele avvelenate, mele che vi portano verso un insuccesso. Quindi questo è un circuito semplice da utilizzare. Adesso vi spiego come fare. Si mette la foto dell'attività o il nome dell'attività, insomma, o la ragione sociale della vostra attività o quello che voi volete fare. Io ad esempio uso, per farvi vedere un esempio, una sibilla, quella del denaro, una sibilla del denaro che è un'egregore fortissima, un'egregore importantissima, e prendo il pendolino e lo faccio roteare fin quando non si ferma. Quando si è fermato, adesso è un esempio chiaramente, no? Lo faccio roteare in senso orario, chiaramente. Potete prendere qualsiasi tipo di pendolino e poi mi fermo nel senso quando si ferma il pendolino, poi prendo il circuito, che in questo caso è diventato anche un circuito, e lo posiziono per almeno un mese sopra un armadio, dentro un cassetto. L'importante è che sopra non ci sia niente, giorno o notte non importa, la posizione destra, sinistra, nord, sud non importa, perché questo circuito funziona anche se voi non ci credete. Dovete lasciare chiaramente sopra la foto o il nome, lo scritto della ragione sociale o la persona per cui state, insomma, per la persona o il lavoro che volete attivare. Non è detto sempre che il lavoro che voi pensate che debba funzionare funzionerà, per il semplice fatto che questo circuito vi cerca di dare il massimo. Come vi ho detto, la regina è spendibile in una partita di alti livelli. Quindi, detto questo, vi ricordo che Hildegard e Magnetto Veneziano sono sempre disponibili per un consulto di radionica, radiestesia, astrologia, tarologia, sibillologia, insomma, tutto quello di cui voi pensate che magari potreste avere un aiuto. Bene, cari amici, detto questo, io vi saluto e mi raccomando, iscrivetevi ai nostri canali, ai nostri gruppi su social, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram e via dicendo. Ok? Grazie cari amici e alla prossima, ciao!